momenti importanti e fondamentali anche nei prossimi giorni per tutti gli altri congressi delle federazioni di categorie che stanno svolgendo in questo periodo di pandemia. Noi abbiamo ritardato il nostro percorso di un anno proprio per il motivo della pandemia e l'utilizzo proprio e il vaccino e il Green Pass ci ha permesso anche di aprire, di spalancare i portoni, di essere in sicurezza e di poter svolgere anche in presenza i nostri lavori in questo periodo per arrivare al congresso dell'8 e il 9 febbraio alla Fiera di Verona, che sarà il congresso della CIS di Verona, che raggrupperà tutte le federazioni e i delegati che verranno eletti da questi congressi che si stanno svolgendo in questo periodo per un congresso unico dove verrà eletto la scelta e verrà fatta la scelta della prossima gruppo dirigente della segreteria confederale della CIS di Verona. Noi siamo dalla parte dei lavoratori, delle lavoratrici, dei pensionati, delle pensionate, di tutti i lavoratori attivi, non attivi che sono con noi e che si sono anche in questo periodo qua, hanno fatto una scelta di grande responsabilità nel vaccino che diventa lo strumento importante per uscire dalla pandemia e lo vediamo anche dei dati importanti, quasi il 90% oggi abbiamo di persone vaccinate, è un dato importante anche sul nostro territorio. Però dobbiamo essere inclusivi, includere tutto e proprio avere anche questa grande voglia in maniera anche forte di convincere anche gli indecisi che per uscire da questo momento difficile è proprio questo. E lo vediamo anche da quello che ci sta succedendo in Europa, negli altri stati, della Germania, della Francia, ma sono state regole, dei protocolli fatti col governo, con le altre parti sociali, datoriali, di tutti i luoghi di lavoro ci hanno permesso di lavorare in sicurezza. Questo è il nostro obiettivo primario, lavorare in sicurezza, la salute delle persone, dei lavoratori e lavoratrici, la salute soprattutto anche di tutti quelli che vanno anche nei luoghi di svago. Oggi hanno riaperto i teatri, i cinema, i ristoranti, le trattorie, gli alberghi sono tutti in sicurezza. Siamo in piena libertà di poter fare, di svolgere quello che vogliamo fare tutti i giorni. Noi dobbiamo tenere insieme la società che si è frammentata in questo frangente, ma dobbiamo anche avere cura delle persone e affrontare il tema della pandemia, che non è un tema qualunque. Si tratta ovviamente di un evento improvviso, quanto difficile da gestire anche nella quotidianità, ma la responsabilità che abbiamo come sindacato è appunto quello di lavorare con le persone, far ragionare le persone, trovare le giuste misure che appunto consentano di evitare il rischio contagio soprattutto nei luoghi di lavoro, ma soprattutto evitare che poi il contagio venga portato a casa e crei forti ripercussioni nei confronti magari di persone più fragili e più deboli che invece noi dobbiamo assolutamente proteggere. Noi abbiamo lavorato parecchio in molte aziende, per fare un esempio a Verona una realtà dove il distretto farmaceutico, anche se non è ben esplicitato e formalizzato, ha un peso consistente in questa realtà territoriale. Cito esempi come Glaxo, ACS Dopfar, Aptuit Evotec, la stessa Fresenius per fare un esempio, ma poi Aspen, Viva, sono altre aziende farmaceutiche importanti che appunto sono insediate in questa realtà. Noi stiamo praticamente viaggiando spediti in tutte queste aziende per riuscire a tutelare al meglio i lavoratori, a rinnovare i contratti integrativi e quindi a dare ovviamente anche una maggior tutela salariale alle persone che in questa realtà sono occupate, ivi compresi per esempio i somministrati. Ultima intesa riguarda appunto CS Dopfar, siamo riusciti ad estendere la contrattazione integrativa anche ai lavoratori somministrati, che non è ovviamente cosa di poco conto, quindi un impegno che appunto abbiamo portato avanti e svolgeremo ancora con maggior decisione e determinazione anche nei 4 anni che verranno. I sindacati insomma è una figura sociale in cui insomma la parola giovani può essere assolutamente protagonista in questo senso. Sì, sicuramente il Job Oriental gioca un ruolo straordinario in questa realtà territoriale e non solo, perché Verona è sicuramente territorio protagonista in quella che è la regione del Veneto. Noi abbiamo realtà importantissime, oltre
oltre a quelle citate in precedenza, noi rappresentiamo come categoria Acque Veronesi, AGEC Onoranze Funebri, ma anche tante piccole e medie imprese, da Finstra a Nuova Farmec, a Keracol, a molte altre imprese che appunto tra queste vi sono dei piani di implementazione, anche degli organici davvero importanti e consistenti. Soprattutto il tema della digitalizzazione e della sostenibilità giocano un ruolo straordinario in questo frangente. Ecco che riuscire a captare i giovani e trasferire loro quelli che sono gli elementi di cambiamento, orientarli verso una scuola, una formazione e un mondo del lavoro che sta evolvendo è sicuramente opera indispensabile da parte del sindacato e soprattutto del nostro sindacato, che ha sempre fatto della partecipazione e della concertazione gli elementi cardini per poter cambiare e per poter gestire il cambiamento, ma soprattutto per essere protagonisti e garantire protagonismo anche alle persone più deboli in quello che sarà la società del futuro.